Dell'Accademia Favara oggi vittoria in rimonta contro un'ottima squadra, il FC Motta Mister Bianco, finita 3-1, super Rinaldo trascina l'Accademia Favara. Sì, siamo stati bravi perché alla fine del primo tempo il loro vantaggio ci poteva tagliare le gambe, invece nel secondo tempo, anche sistemando qualcosina a livello tattico, siamo passati a un 4-2-3-1 con un 2 contro 2 contro i loro difensori centrali, siamo stati più efficaci in fase offensiva, perché poi credo che alla fine la differenza anche nel primo tempo l'abbia fatto quello. Noi abbiamo giocato comunque pur essendo in svantaggio, abbiamo anche secondo me non meritato lo svantaggio appunto, poi nel secondo tempo rimettendoci meglio siamo riusciti a essere appunto efficaci in zona gol, a concretizzare la mole di gioco che già stavamo comunque producendo. Sportivo del Favara Academy Tonino Cosumano, facciamo un resoconto di questa scuola calcio Favara Academy che quest'anno sta andando molto bene in tutte le categorie. Sì, siamo molto soddisfatti direi dell'andazzo di tutto il campionato, sia degli allievi regionali sia dei giovanissimi regionali. Quindi gli allievi avete visto oggi una partita davvero molto bella, vincente, giocata con un'ottima squadra. Noi ci abbiamo creduto anche dopo lo svantaggio e quindi abbiamo fatto nostra partita. Complimenti a tutti i ragazzi, complimenti al grande lavoro che sta facendo Giuseppe Vigneri e tutto il suo staff, quindi noi siamo davvero molto contenti e soddisfatti, sia ripeto come scuola calcio sia come responsabile dei giovanissimi regionali degli allievi, quindi posso dire e mi ritengo finora molto soddisfatto di quello che stiamo facendo. Essendo Rinaldo attaccante del Favara Academy, oggi hai trascinato i tuoi compagni alla vittoria contro l'FC Motta Mister Bianco. Sì, è stata una partita molto sofferta all'inizio, poi una doppietta anche mia e con il collaboro di tutta la squadra siamo riusciti a vincere questa partita. È molto importante per il nostro cammino verso la vittoria del campionato finale. Domenica chi arriva? Domenica arriva il Next Level, una squadra di basso livello dove possiamo vincere la partita. Speriamo, ce la metteremo tutta per vincere la partita.